Scommissiamo la nostra carreata e personalità venete del 1600 con gli architetti Girolamo Frigimeiche de Padova e Antonio Visentini da Venezia. Tra i scultori, l'alchemico artista Antonio Corradini, famoso per la sua maestria nelle figure col veo, e da Beun Andrea Brustolero. La pittura veneta del sto secolo è caratterizzata da Venezia con Giambattista Tiepo e la sua prospettiva esasperata e luminosa. Da Verona Andrea Cesti, Antonio Baestra, Antonio Stom, Antonio Visentini, Felice Torei. Da Vicenza Francesco Maffei, ancora da Venezia Giambattista Pitoni, del famoso vedutismo del Canaetto, e Giovanni Antonio Pellegrini. Da Bergamo Evaristo Baschenis, ancora da Venezia Giovanni Battista Piassetta, Giulio Carpioni, Gregorio Lazzarini, Jacopo Amigoni, Rosalba Carrera, Marco Liberi. Da Beun Marco Ricci, da Padova Pietro Liberi, un'altra volta da Beun, riconoscibile da chiara e ricca bellezza coloristica, Sebastiano Ricci. Tra i musicisti e compositori veneti del Seicento troviamo da Pirano l'autore della celebre sonata per violini in sol minore Il Trillo del Diavolo di Giuseppe Tartini, da Castelfranco Agostino Stefani, da Venezia Alessandro Marceo, Antonio Caldara, Antonio Lotti, Antonio Polarolo, Antonio Sartorio. Sempre da Venezia uno dei massimi rappresentanti della musica strumentale barocca, Tommaso Giovanni Albinoni. Ancora da Venezia Benedetto Marceo, Carlo Agostino Badia, da Bassan Giovanni Domenico Freschi, da Clusone Giovanni Allegrensi, da Venezia Giovanni Porta, il soprano barocco Barbara Strossi, da Verona Giuseppe Torei e infine da Venezia, famoso per i quattro stagioni, e celebre violinista e compositore Antonio Lucio Vivaldi. Tra i letterati veneti troviamo da Budua Cristoforo Ivanovic, da Venezia Apostolo Zeno, da Murano Aurelio Aureli, originario di Brescia Bartolomeo Dotti, da Quero Egidio Forceini, da Venezia Giorgio Baffo e da Verona il commediografo Scipione Maffei. Nei Sense da Padova è il fisico matematico Abate Conti, da Venezia il massimo esponente contemporaneo della fisica teorica Giovanni Francesco Crivei, il padre della gnomonica moderna Giovanni Polini, e Jacopo Francesco Riccati. Tra i religiosi del sto secolo troviamo da Venezia il Papa 241 Alessandro VIII, special guest star che è William Shakespeare, autore inglese di ben 5 opere ambientate in Veneto, ossia Romeo e Giulietta, L'Otello, Il mercante di Venezia, Abisbetica domata e I 2 gentiuomini di Verona. E nel 1700 gli architetti veneti di spicco da Moyan Giambattista Piranesi, da Mason Domenico Cerato, da Verona Alessandro Pompei, da Venezia Giuseppe Iappelli, da Brescia Rodolfo Vantini. Il scultore veneto pacerense del 1700, originario di Possagno e ritenuto il massimo esponente del neoclassicismo, è il grande maestro Antonio Canova, soprannominato dai contemporanei il Nuovo Fidia. Tra i pittori veneti nati nel 1700 da Venezia incontreremo Francesco Hayes, autore del Bacio e considerato il maggiore esponente del romanticismo nella penisola. Da Quero Angelo Campo, da Galliera Veneta Domenico Pellegrini, da Venezia Evanescenti reali immagini pre-romantiche di Francesco Guardi, sempre da Venezia Gian Domenico Tiepolo, da Palmanova Giuseppe Bernardino Bison, da Forno de Canae Giuseppe Sais, da Venezia il pittore di costume di Società Veneta Settecentesca Pietro Longhi. Tra i musicisti veneti del Settecento incontreremo da Legnago Antonio Salieri, famosissimo musicista, classicista e del melodramma. Da Moto dell'Ivenza Andrea Luca Lucchesi, da Burano Baldassare Galupi, da Verona Daniel del Barba, da Venezia Domenico Alberti, Domenico Dragonetti, da Salò Ferdinando Gasparo Torrini, Ferdinando Giuseppe Bertoni, da Padova Gioacchino Cocchi, da Ceneda Lorenzo da Ponte, librettista di Mozart e autore delle Nozze di Figaro, del Don Giovanni e così fan tutte. Da Venezia Giovanni Battista Ferradini, da Este Francesco Finco, da Vicenza Giuseppe Scolari, da Verona Giuseppe Gazzanica, Sebastiano Nasuini e Vittorio Trento, da Brescia Vincenzo Pallavicini.
Tra i letterati veneti di sto secolo troviamo da Venezia uno dei padri della commedia moderna, nonché gran autore in lingua veneta, Carlo Goldoni. Da Verona, poeta da sensibilità romantica e poeto Piedemonte, suo fratello Giovanni. Da Brescia, Pietro Chiari. Da Peschiera del Garda, Francesco Augusto Bon. Da Venezia, il famoso intellettuale e spia internazionale Giacomo Girolamo Casanova. E Antonio Maria Lamberti. Da Verona Antonio Cesari, Berto Barbarani, sempre da Venezia Francesco Algarotti, Gasparo e Carlo Gozzi. Da Corfù a famosa e prestigiosa saloniere dall'acuta e maigna delicatezza Isabella Teotocchi Albrizzi. Da Zante Niccolò Ugo Foscolo, riconosciuto come uno dei principali letterati del neoclassicismo e del preromanticismo europeo. Da Padova Melchiori Cesarotti, da Marteago Giovanni Bertati, da Vercurago Samuele Biava e da Fregona Valerio da Pos. Tra i scienziati veneti da Bassano l'importante botanico e naturalista Alberto Paruini, da Dolcè Francesco Zantedeschi, fisico luminare negli studi del magnetismo e dell'elettricità. Ancora da Bassano il geologo Giambattista Brocchi, da Ciosa Giuseppe Olivi, naturalista e studioso dell'elettricità animale. Da Arbisan Giuseppe Zamboni, fisico e padre dell'elettromotore perpetuo, conosciuto anche come l'inventore nel 1812 della pila a secco. Da Ciosa il pioniere della zoologia e della biologia marina Stefano Andrea Renier. Da Castelfranco il matematico e fisico Vincenzo Riccati. Da Verona il filosofo e fisico sperimentale Pietro Cossai. Originario di Zara è il matematico fisico de nautica Simone Strattico. Tra i medici veneti, da Lorenzaga il luminar di fisiologia del sistema nervoso Antonio Scarpa e da Sacie Giuseppe Antonio Pugliatti. Tra i viaggiatori e esploratori da Padova incontreremo l'intrepido Giovanni Battista Belzoni, pioniere dell'archeologia e dell'egittologia. Tra i religiosi santi e beati veneti del secolo da Venezia troviamo il Papa 248 Clemente XIII. Termineremo sta lunga lista di artisti, scienziati, viaggiatori e santi con una delle invenzioni venete più conosciute al mondo, quella del pianoforte, da parte del padovan Bartolomeo Cristofori. Spero di essere stato utile. Se mi piace il video, se ti è piaciuto, iscrivetevi al mio canale se ti vuoi e seguimi sulle mie pagine Facebook e Twitter. Ciao!